La protesta dei forconi va avanti, ad oltranza dicono gli attivisti, ed ogni giorno si allarga, cambia le modalità di azione. Questa mattina, infatti, per la prima volta i manifestanti non si sono limitati a bloccare il traffico ai caselli autostradali. Questa volta sono entrati in autostrada per rallentare auto e tir. Da Gonars Nord, Monfalcone, i forconi friulani a bordo delle loro auto, una quindicina circa, hanno percorso un tratto di A4 a bassa velocità fino a Porto Gruaro, dove si sono uniti ai colleghi veneziani. Qui c'è l'Italia, la rappresentanza e gli italiani. Oggi abbiamo preso l'iniziativa di venire da Ermanforte qua, abbiamo rallentato tutto il traffico da San Giorgio fino qua facendo una coda di 50 km. Porto Gruaro diventerà il simbolo della fratellanza, perché ci hanno tenuti divisi. Oggi saremo tutti parenti, fratelli e sorelle. Qui al casello di Porto Gruaro manifestanti friulani e veneziani uno al fianco all'altro per urlare la loro rabbia, per raccontare le loro storie come quella di queste mamme giunte al presidio con i propri figli. Ci sono bambini come il mio che hanno 3 anni che non hanno la possibilità di mangiare a Natale, dobbiamo muoverci tutti. Perché non si può arrivare a fine mese e piangere perché non si può avere da mangiare. Sono stanca, siamo stanchi. Poi alla fine i manifestanti raggiungono un gruppo di poliziotti per abbracciarli e ringraziarli del loro lavoro. Ragazzi, è il nostro stipendio che stiamo tutelando. A qualche chilometro di distanza, a Mestre, una delegazione del Comitato 9 dicembre che da lunedì è posizionato davanti alla Fincantieri di Marghera si è spostato, come è successo anche a Verona, sotto gli uffici di Equitalia. Un sit-in pacifico terminato con l'incontro voluto dal direttore della società di riscossione tributi. Semplicemente ho chiesto solo come lui può andare a dormire la notte e riuscire a dormire.